Oggi è una giornata veramente speciale e straordinaria. In meno di 5 mesi, dopo la visita istituzionale in Iran, siamo riusciti ad organizzare questa mostra. È davvero, non dico forse la cosa più semplice, è molto bella, ma è così, anche perché ci sono dei pezzi pregiati, alcuni dei quali lasciano Teheran, lasciano l'Iran per la prima volta dopo la rivoluzione. È un risultato straordinario per Aquileia, per darci visibilità, ma soprattutto per creare le condizioni di andare avanti con il progetto Archeologia Ferita, cioè portare qui ad Aquileia questo luogo che oltre 2000 anni fa era il luogo in cui si incontravano le genti e le culture, tornare ad essere quel luogo nel quale si incontrano le culture. Quindi portare qui quell'archeologia ferita per tanti motivi, dal terrorismo alle guerre a semplicemente l'ignoranza umana, e riusciamo in questo modo, credo, non solo a farci conoscere ma davvero a far apprezzare questo territorio nel modo migliore. Siamo veramente felici di riuscire a inaugurare oggi a Aquileia questa mostra che ha qualcosa di straordinario per la qualità dei prezzi, ma soprattutto per la brevità del tempo con cui siamo riusciti ad organizzarla. Dal viaggio in Iran della Presidente Serracchiani, che ha dato l'avvio alle attività di preparazione, a oggi sono passati 4 mesi e mezzo. Questo ha un significato, vuol dire che questa mostra è stata fortemente gradita da parte iraniana e nonostante le 1000 difficoltà di ogni genere che abbiamo avuto, ma non solo dalla parte iraniana, anche da parte italiana, perché è obiettivamente complicato riuscire a mettere insieme una serie di pezzi come questi, abbiamo avuto l'impressione di lavorare a un'operazione di amicizia e di comprensione reciproca. Credo che questo rimanga molto importante e sia un segnale d'avvio per una cooperazione in campo culturale rafforzata e intensificata.